Fotovoltaico a terra, due le date già calendarizzate, giovedì 24 e 31 marzo. Saranno quelle in cui al Ferrofini, sede del Consiglio regionale del Veneto, la questione con l'esame del progetto di legge numero 97, dopo la seduta di oggi, approderà nuovamente in seconda e pure in terza commissione. Progetto di legge che spinge sullo sviluppo delle fonti rinnovabili, garantendo al contempo la tutela del suolo e del paesaggio, come spiega il suo primo firmatario, il consigliere leghista Roberto Bett. Stiamo dando una disciplina all'installazione di questi impianti che ha lo scopo di definire in maniera precisa i limiti, le tutele e individuare anche le aree idonee dove promuovere l'installazione di questi impianti. Nel nuovo testo, introdotta la postilla secondo cui in zona agricola l'impianto deve essere di tipo agrivoltaico, cioè in sinergia con l'attività pastorizia. Ossia che in zona agricola deve comunque prevalere l'attività agricola e in questo senso abbiamo previsto che nelle zone, seppur agricole, dove ci sarà la possibilità eventuale di installare questi impianti, dovranno essere impianti di tipo agrovoltaico. Fotovoltaico che verrebbe però limitato nelle zone da tutelare e favorito nelle aree idonee, come le zone industriali, i parcheggi e le aree degradate dal punto di vista ambientale. In più, per quanto riguarda le zone agricole, abbiamo specificato il tema delle aree agricole di pregio, che sono delle aree dove riteniamo opportuno che si continui l'attività agricola e che quindi vengano tolte dalla possibilità di installare questi mega impianti.